Ma Michele, stai a rubare? Siamo in diretta, buonasera a tutti, siamo a Madrid, precisamente siamo da Cardinale Food & Spritz, dove domani si riunirà parte del club per vedere la partita, parte sarà chiaramente allo Santiago Bernabéu per vedere Real Madrid-Napoli. Buonasera da Manuel Guardasole, ma soprattutto dal Napoli Club Madrid, figli del Vesuvio, fatevi un applauso. Forza Napoli! Dai! Allora, faccio la premessa che ho fatto a Ciro e a Roberto, la sala è Cannetillo, ma è per poco. Prima me l'ho ricordato, ovvero che siamo qui innanzitutto per la vigilia di Real Madrid-Napoli, per goderci un po' l'avvicinamento a questo match, ma soprattutto per un motivo, perché secondo me il tifoso napoletano che vive a Napoli non è così, come posso dire, oggettivo, equilibrato come il tifoso napoletano che vive un po' più lontano, forse ha meno il polso della situazione, ma è un po' più critico, oggettivo, e quindi secondo me con la vostra lucidità possiamo fare un ragionamento su questo Napoli che ha appena fatto anche un cambio di direzione. Partiamo da voi due, founder e presidente del Napoli Club Madrid. Innanzitutto voglio sapere da voi quando è nato il club, come è nata quest'idea, insomma un po' la vostra storia. Allora, la storia è molto carina, nel senso che io sono veramente malato e quindi vado a tutte le trasferte europee. Mi piace tantissimo girare l'Europa seguendo il Napoli. Con il Napoli e per il Napoli. Soprattutto. E nulla, andai a Francoforte l'anno scorso e chiamai Roberto dopo la partita e gli dissi testuali parole: fra a Mafanu Club Napoli, perché a Madrid mancava questa figura, vogliamo dire, e chiamammo subito un amico che ha un altro locale che non era Cardinale all'inizio. Okay. Cardinale lo abbiamo aperto proprio per fare il club. Ok. E questo ragazzo ci disse di sì, quindi iniziamo a far vedere queste partite e all'inizio eravamo pochissimi, chiaramente, poi si iniziò a spargere la voce e la cosa è iniziata a funzionare. Nel gruppo siamo più o meno una centinaia, okay, e a vedere le partite abbastanza presenze, 40-50 presenze a partita. Qualche volta anche in Italia, non so, al nord, Milano, Torino? Per adesso no, solo io. Solo tu. La domanda che volevo farti, magari do la parola a te Roberto, è, magari le persone a Napoli non lo sanno, abbiamo un po' il numero di quanti napoletani attualmente vivono a Madrid, se insomma riuscite un attimo a fare gruppo, quantifichiamo la comunità di napoletani a Madrid, più o meno, chiaramente molto complicato. Nell'ordine delle migliaia, ma okay, adesso non saprei dirti sì, precisamente. Però diciamo nel club sta aumentando questa sì, no, ma in realtà ci stiamo allargando a macchia d'olio. Che poi alla fine le persone vogliono semplicemente ritrovare un po' l'ambiente di casa che manca chiaramente qui quando sei fuori sei lontano da casa, cioè, ad esempio per me cioè io avevo proprio voglia di vedere le partite insieme ai miei amici, persone. Esatto, e quindi una cosa che mi mancava tantissimo la domenica, mettermi lì con le persone, e quindi adesso per fortuna abbiamo fatto questo gruppo che è pieno di persone stupende, abbiamo fatto amicizia subito e usciamo insieme anche oltre, extra diciamo il club, e nulla. Comunque Madrid è una città che è piena di italiani e piena di napoletani. Ne approfitto per dire una cosa: domani siete full, sold out, sì, non solo il Bernabéu ma anche il Cardinale Food & Spritz. Però per le prossime volte, per le prossime partite, sia che ne so, magari io quando sono venuto in vacanza non sapevo dove vedere il Napoli, lo vidi in stanza su DAZN da solo, magari potevo venire qui, e quindi magari chi ci sta ascoltando che vive a Napoli ma viene in vacanza a Madrid, o che vive a Madrid ma non conosce il club, ha un posto dove ritrovarsi per le partite del Napoli. Assolutamente, è già successo più volte che persone che venivano semplicemente in vacanza qua a Madrid ci hanno scoperti tramite social, sì, e sono venuti a vedere le partite e poi il giorno dopo ripartivano così, ma anche abbiamo un sacco di ragazzi Erasmus che vengono, e quindi ogni anno sempre gente nuova, è molto bello, un bellissimo ambiente. Non so quanti di voi, andiamo un attimo sull'attualità, quanti di voi hanno ascoltato, avuto modo di sentire Mazzarri e Di Lorenzo, però secondo me ci sono un po' di temi per iniziare a ragionare con voi, anche per dare un po' la parola a tutti quelli del club. Parto dalla più classica delle domande: come avete vissuto questo inizio stagione, come avete vissuto lo scudetto qui,
Tra l'altro in settimana ero a Roma a un evento con Bianchini che appunto mi diceva come è rimasto sorpreso, lui che è fiorentino, che lavorava nel club Napoli, nel momento in cui il Napoli ha vinto lo scudetto, nel vedere le immagini a Madrid piuttosto che a New York, piuttosto che in ogni punto del mondo, di una piazza che esultava per la vittoria del Napoli. E quindi voglio sapere da voi, ma vi do la parola, vi presentate eccetera, un po' un giro su questa questione, cioè come avete vissuto lo scudetto e come avete vissuto questo inizio di stagione un po' così fra luci e ombre. Buonasera a tutti, io mi chiamo Francesco. Ti dico, io lo scudetto l'ho vissuto a Napoli, perché avevo già preso i biglietti aerei e quant'altro. Scappati tutti da Madrid. La maggior parte di noi, devo dire la verità, era a Napoli quando abbiamo vinto lo scudetto. Chi era sceso per Napoli-Salernitana, chi come me per pura fortuna è tornato nel giorno di Udinese-Napoli perché avevo preso il biglietto 2 mesi prima, a marzo, e mi sono trovato nel macello, nel caos. Però a prescindere anche qui ci sono stati grossi festeggiamenti, per esempio Roberto, sì, che stava qui, hanno visto la partita insieme nel club e poi dopo come una fiumana di persone sono andati a Sol, che è la piazza principale di Madrid, con bandiere, striscioni e quant'altro, a fare un po' di casino. Sono state le partite con più presenze. Sì, Napoli-Salernitana e Napoli-Udinese siamo arrivati quasi a 100 persone, cioè la gente stava fuori al locale perché non si poteva entrare. Ne approfitto per chiederti, nel momento in cui avete festeggiato a Puerta del Sol, si sono uniti i tifosi del Madrid? Cos'è accaduto? Argentini. Tra l'altro io aggiungo che nel gruppo ci sono anche persone argentine, ci sono persone spagnole che comunque seguono con affetto il Napoli, abbiamo amici serbi, quindi è un gruppo non solo di napoletani, ci sono parecchi ragazzi del nord Italia che tifano Napoli, quindi a prescindere diciamo è un po' la fede napoletana che ci accomuna. E non per forza solo napoletani, questo è un motivo in più di orgoglio, diciamo. Assolutamente, un po' un giro di sia emozioni scudetto, lui l'ha saltata la domanda, sì. Per sapere anche da te l'attualità, come avete vissuto questi mesi, eravate quelli che speravate, che non vedevate l'ora che Rudy Garcia andava via e come avete preso poi la scelta di Mazzarri? Diciamo che l'inizio del campionato non è stato assolutamente facile, avevamo un po' di mal di pancia che arrivavano probabilmente fino a Napoli, si sono fatti sentire e parlo per me, io personalmente stavo aspettando questo cambio che era ormai l'unica alternativa che avevamo, quindi rispetto alla scelta di Mazzarri, tra i nomi fatti io personalmente sono stato contento della scelta perché Mazzarri alla fine al Napoli è amatissimo, è una leggenda, quindi ha dovuto saltare quella fase di conquista della tifoseria che già era... Che non è facile. Esatto, che non è facile, soprattutto in questo momento che i sentimenti non erano tutti del tutto rosei e quindi Mazzarri ha saltato direttamente questa fase, già stanno nel cuore dei napoletani e non poteva avere un inizio migliore, insomma, a Bergamo contro l'Atalanta. Scudetto, periodo scudetto? Scudetto io per la mia fortuna avevo preso io avevo preso per la mia fortuna quella per la Salernitana, quindi con l'Udinese ero qui, è stato fantastico, questo ti fa capire la potenza del calcio, soprattutto a Napoli, come la sentiamo, vedere Sol azzurra piena di napoletani che cantavano, festeggiavano, è stato incredibile, poi lo spettacolo che si è creato lì, la gente veniva, come dicevi tu, se si sono unite altre persone, era una piazza gremita e Sol è grande e si sono aggiunte persone argentine con le bandiere del Boca, è stata una scena che io personalmente non dimenticherò più. Bellissimo, bellissimo. Volevo sapere anche da te, insomma, quell'atmosfera lì e poi volevo chiederti su Mazzarri, un po' come dicevi anche tu, perché secondo te è stato così importante andare a prendere uno che magari già c'era? Forse perché quello che è mancato, e lo chiedo a voi perché vi ripeto, credo che voi abbiate la lucidità che magari il tifoso napoletano che vive tutti i giorni la piazza scende come me a volte e viene fermato da chiunque incontro e non vedeva l'ora che Garcia andava via, non gli piaceva come parlava in conferenza. Probabilmente proprio la comunicazione è stata la pecca maggiore, avere uno che già ti conosceva invece faceva tutta la differenza del mondo. Ma partiamo dal presupposto, secondo me, che il Napoli dobbiamo seguirlo sempre, indipendentemente da quale sia l'allenatore o insomma parti della dirigenza. Il Napoli sono i tifosi, è la città
E ovviamente Napoli è una piazza che ha bisogno di calore, perché Napoli è una piazza calorosa, vulcanica, quindi aveva bisogno di una persona che fosse appassionata di calcio, come ci sembra Mazzarri e come ci ha dimostrato in passato. Garzia ci è sembrato freddo, ha avuto un approccio diciamo distaccato, è stato un allenatore quasi disinteressato, apparentemente. Non è stato facile prendere la patata bollente del Napoli post scudetto di Luciano Spalletti. Forse diciamo con Aurelio De Laurentiis questa volta non è stato fortunato come magari in passato, e quindi una serie di circostanze hanno fatto sì che Garzia poi andasse via. Fortunatamente dobbiamo dire, perché Mazzarri è una persona, come stavo dicendo, calorosa, è una persona che ha sempre amato Napoli, e ovviamente chi ama Napoli e non la tradisce poi alla fine si ritrova di nuovo tutti i tifosi dalla sua parte. Passando a te, sì. Oggi come ti chiami innanzitutto? Come ti chiami? Peppe, piacere. Peppe, oggi Mazzarri in conferenza apre, prima domanda sugli obiettivi, no? Anzi in realtà su cosa gli aveva chiesto De Laurentiis. E su De Laurentiis dice la prima, forse l'unica cosa che mi ha chiesto, che comunque ha voluto dire, senza sbilanciarsi troppo, è stata tornare a giocare e a rivedere un Napoli bello come l'anno scorso. L'allenatore a me mi trova completamente d'accordo. Io, se mi permettete un commento sul francese, lo vorrei fare perché in canna, no, ma perché sai cos'è? Io ascolto tanto le conferenze, sfortunatamente oggi non ho ascoltato quella di Mazzarri. Io credo che sia stato molto arrogante e presuntuoso Garzia proprio nell'approccio alla piazza di Napoli, e comunque la piazza di Napoli ha cercato di farlo inserire nel migliore dei modi. Cioè mi ricordo uno striscione dove ha fatto la presentazione, non ricordo tanti allenatori abbiano avuto una presentazione del genere. Sì. E sono d'accordo con Mazzarri, perché quello che ha bisogno il napoletano, il tifoso napoletano, cioè ha bisogno del bel gioco ormai, ha bisogno di soffrire perché vede giocare ma la palla non entra, però ci mettiamo la classica cazzimma napoletana, perché pure se la partita finisce 0-0 la perdiamo. La cosa importante è vedere che i ragazzi a fine partita hanno la maglia sudata e ci rendono soddisfatti per quello che hanno lasciato in mezzo al campo. Per me questa è la cosa principale. Io sono disposto ad arrivare a tornare anche in Serie C. Ti lancio una provocazione su questo. Cioè, ti faccio fammi tornare a in Serie C, a Cavani, la Vizzi subito. Tu sei di quell'idea. Assolutamente. Non che dici, ci siamo abituati a giocare così bene l'anno scorso. Io sono classe 94, io non ho vissuto Maradona, non ho vissuto il grande Napoli. Cioè ho vissuto un Napoli Soccer, io ho trasferto a Lanciano con mio fratello e mio padre. Quindi questo è l'apice? Per me l'apice è stato il Napoli di Mazzarri. È stato, vedi, Benitez che ci ha fatto diventare internazionali, ma per me l'apice io l'ho raggiunto con Mazzarri. Cioè vedere il Napoli giocare faccia a faccia con Manchester City, con quelle squadre lì, con quei giocatori lì. Ricordiamoci l'intervento di Grava, Coppa Linio, Colic. Cioè queste cose, con tutto il rispetto per i giocatori che abbiamo oggi, che sono fenomeni, sono emozioni per me indescrivibili. Quindi ringrazierò Mazzarri e non dico ringrazio il presidente, perché vabbè, lasciamo stare, non ci posso fare. Però può essere che ha fatto una cosa buona, ha fatto tornare un po' epucuno, sai, scusatemi il termine. Sì, ha fatto quel tipo di scelta lì. Esatto. Passo a te. Sì. Innanzitutto ti giro un po' la provocazione che faceva lui, cioè è vero, questa è una scelta, vogliamo definirla, non so, non un ritorno al passato, un downgrade rispetto al livello raggiunto con Spalletti, calcio eccezionale, dominato in Serie A. Però forse questo tornare indietro può essere uno slancio. Cioè, è vero che abbiamo visto pochissimo di Mazzarri, perché abbiamo visto una partita, 2 conferenze con quella di oggi, però anche oggi, magari voi non l'avete sentita, ma avrete sicuramente modo di recuperarla, è stato molto convincente, molto sereno, scherza e fa battute con l'ambiente, cioè è uno che domina la scena e la conosce benissimo. Allora, innanzitutto sono contenta di essere qua perché è la prima volta che sono qui comunque al Napoli Club e io ho vissuto anche io lo scudetto a Napoli. Vivo qua da 4 anni, mi dispiace anzi non essere stata presente comunque alle partite perché sono una tifosona e come lui ha detto devo confermare, anche io sono anno 94 e ho vissuto trasferte e partite a Napoli che non dimenticherò mai. Anche quando abbiamo perso con la Roma in casa ricordo che presi un'acquazzone esagerata e pure mazzata a tu papà, passatemi il termine. E quello che io vedo di Mazzarri è
grinta. Io mi emoziono perché è una persona umile, vedo l'umiltà comunque in una persona, al di là di tutto. Io non guardo il presidente perché il presidente comunque ha il suo business, parliamoci chiaro, quindi non associo l'emozione con l'allenatore, e per me l'allenatore deve essere il leader. Io in Rudy Garcia questo non l'ho mai visto, motivo per cui qualche volta magari posso essere chiamata da tifoso occasionale, però io mi sono fatta un fegato, ho 30 anni, però comunque ho vissuto il Napoli sbagliato, tra virgolette, passatemi il termine, perché anche con Benitez ci sono stati degli errori, però la squadra comunque è cresciuta. E con Mazzarri credo che c'è quella speranza. Ovviamente la partita con l'Atalanta, anche la prima partita che lui ha comunque vinto, noi la potevamo perdere tranquillamente, sapevamo con che squadra, 2 allenamenti con tutti, sapevamo già con che squadra andavamo a giocare, loro ci hanno anche aspettati e poi hanno comunque fatto un secondo tempo grande. La cosa che però mi è piaciuta è che Mazzarri lo vedo convinto rispetto all'ansia che aveva 10 anni fa, e lo vedo in modo diverso, non so, come hai detto anche tu, tranquillo. È cambiato, sì, maturo. Maturo. Ha detto oggi che ha continuato a confermare il fatto che ha studiato in questi anni che è stato fermo. Ha detto forse io sono fra quelli più aggiornati nonostante mi danno del vecchio, e ha sottolineato come spesso anche a coverci